Caro Alberto, è tutta colpa tua perché sono venute al Lido migliaia e migliaia di persone. Bravissimo. Così gli operatori economici rispondono con il sorriso al direttore della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che ha posto l'attenzione su un tema non nuovo: i limiti logistici del Lido e i prezzi alti, in qualche caso eccessivi, tanto da apparire come speculazioni. E c'è anche la segnalazione di un appartamento affittato in nero a 7 ragazzi a 3.850 euro con solo 4 letti. Poi Barbera chiarisce: mostra legata al Lido in modo indissolubile, ma Credo che il limite a questa crescita costante che è avvenuta nel corso degli anni siano i limiti, come dire, oggettivi di questo luogo, no? La difficoltà dei trasporti, le difficoltà legate a trovare camere d'albergo e appartamenti liberi e accessibili a prezzi che purtroppo crescono di anno in anno, e quindi non so cosa ci aspetta per il futuro, mi auguro che si possa continuare ancora a crescere. per gli operatori economici lidensi tutto rientra nella legge non scritta tra domanda e offerta. E dove c'è molta richiesta il prezzo sale. Magari qualcuno ha un po' calcato la mano. Io ho parlato anche con dei miei ex colleghi ristoratori, mi dicono che le materie prime sono aumentate quasi il doppio. Le spese fisse di elettricità, di gas, è lo stesso, quasi del 50%. Probabilmente c'è stata una richiesta incredibile. Prima mostra del cinema anche per il nuovo presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che nel breve volgere di un festival ha accolto 2 ministri dei beni culturali del nostro governo. 12% in più di biglietti e abbonamenti, e facciamo un appello, me lo consentirai, facciamo un appello: basta con i biglietti omaggio, con lo sfruttare la produzione culturale e artistica. La produzione culturale e artistica è lavoro. Infine un saluto dalla mostra sulla terrazza dell'Excelsior, guardate un po' da chi. Spettatori di Antenna 3, ciao a tutti, ciao Cipollini, ricordatevi, Capodanno tutti da me.